Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, ben ritrovati in questa assolata domenica versiliese. Si gioca per la 14ª giornata del campionato di Serie 2 Girone B, il derby d'Italia, possiamo definirlo così, visto che è un derby antichissimo. A Forte dei Marmi si affronta il Centro Porsche Firenze Versilia Hockey Forte dei Marmi e il Centro Giovani Calciatori Viareggio. Mentre lo speaker ufficiale dà le formazioni in pista, vediamo qualche numero e poi anche noi andremo in grafica a vedere le formazioni delle due squadre. Il Centro Giovani Calciatori Viareggio si affaccia qua a Forte dei Marmi, forte dei suoi 34 punti che lo portano alla prima posizione in classifica, difficilmente insidiabile da altri, con 83 reti fatte miglior attacco, 22 reti subite miglior difesa. Il capocannoniere della Serie A2 Samuele Muglia con 39 reti. Il Forte dei Marmi, squadra giovanissima, questa sera abbiamo anche Capitan Maggi e German Balestrero che alzano un filino la media, ma se no stiamo parlando di ragazzi che si andranno a giocare lo scudetto Under 19. Il Forte dei Marmi, dicevo, è all'8° posto con 11 punti, 43 gol fatti, 78 subiti, e qui la dice lunga su quello che è la forza delle due squadre. Un Viareggio che ha in Muglia, in Danna, nel portiere Gomez punti di forza incredibili, lo dimostrano i gol subiti, il fatto che Samuele Muglia con 39 reti sia solo a 4 reti di differenza dal totale dei rossoblù, insomma ci dice quelle che sono le squadre. Ma vediamo le formazioni che questa sera si affronteranno, arbitrate dal signor Giacomo Vischio, coadiuvato al banco dei cronometristi dal Luca Lossi. Il Centro Giovani Calciatori Viareggio, allenato da mister Raffaele Biancucci, si presenta con il portiere Gomez, argentino, con il numero 4 Falaschi, il 5 Puccinelli, il 7 Rosi, il 9 Muglia, l'11 è Danna, il 37 Raffaelli, 76 Balistreri, il 95 Palla, il 94 portiere a sostegno Torre, come abbiamo detto Raffaele Biancucci, mister della formazione. Mentre la squadra rosso-blu, che sappiamo benissimo allenata da mister Roger Molina, si presenta dunque il Centro Porsche Versilia Hockey Forte dei Marmi con il 44 portiere Ciupi, il 7 Chereches, l'8 Maggi, capitano della squadra, il 17 Cacciaguerra, il 18 Bicicchi, il 25 Alessio Ambrosio, il 33 Gabriel Ambrosio, il 47 German Balestrero, il 78 Giovannelli, il 74 portiere Bertozzi, che vediamo si sta preparando, dunque è il portiere che andrà a iniziare la gara. Insieme a lui in pista mister Molina schiera Capitan Maggi, il numero 18 Bicicchi, Giovannelli e Cacciaguerra. Dall'altra parte si parte subito al top con Gomez fra i pali, poi abbiamo Rosi, se non vado errato dovrebbe essere Raffaelli, Danna e Muglia, perciò insomma si parte con i carichi pesanti per quanto riguarda il Centro Giovani Calciatori di Viareggio, che non vuole scherzi, vuole continuare la mancia trionfale verso questa Serie A1 che difficilmente, direi in maniera impossibile, può sfuggirgli. Tutto pronto, dunque abbiamo detto Giacomo Vischio l'arbitro, ed è Muglia che porta la prima insidia in fascia sinistra, sfera all'indietro per Rosi, ancora Raffaelli, Rosi che si porta fin a fine pista, poi la gira a ritroso per Muglia che cerca la percussione personale in fascia destra, sfera all'indietro Danna per Muglia che tenta un alza e schiaccia che viene sventato dal portiere Bertozzi, che rilancia l'azione per il rossoblu. Sfera all'indietro Maggi, il capitano per Bicicchi, che la fa correre per Giovannelli, ha attaccato Giovannelli, mantiene il possesso, sfera all'indietro per Maggi ancora, che la smista in profondità per Bicicchi, controllato da Muglia.
alla sponda Bicicchi si libera del difensore, poi però un rimbalzo favorisce Muglia che può ripartire in avanti. Un 3 contro 3, Muglia costretta ad allargarsi, sfera all'indietro per Danna che poi la gira dietro porta per Muglia, attaccato da Giovannelli. Muglia ancora, sfera all'indietro, è Rosi che può impostare l'azione d'attacco. Da questi a Raffaelli, Liam Rosi, Samuele Muglia, sporcato il tiro, Muglia poi lotta con Bicicchi, sfera che rimane a metà strada, Giovannelli alla sponda, attaccato da due avversari che hanno la meglio, soffia via sfera Raffaelli e rimposta l'azione d'attacco per i bianconeri. Viareggio dunque alla manovra, è il centro con Rosi che porta l'Insidia in fascia destra, sfera al centro per Danna, la cambia con Muglia, tutto sommato ritmo blando in questo primo minuto di gioco. Poi ci prova Muglia sulla ribattuta del portiere Bertozzi, veramente impegnato, è Cacciaguerra il più veloce che porta avanti sfera per i suoi, Cacciaguerra la cambia per Giovannelli, Giovannelli deve trovare uno scarico, lo fa in orizzontale per Bicicchi, si allarga Bicicchi per Cacciaguerra, per Giovannelli si schiera a difesa della porta, il centro, il tiro e Gomez ci mette del suo per fermarla, poi riparte Muglia, sfera all'indietro Rosi, occasione da una parte e dall'altra, impegnati due portieri. Muglia in possesso di pallina, ancora per Danna, Rosi, Raffaelli adesso lontanissimo nei pressi della propria area di rigore, esce dalla zona buia, la dà in profondità, cerca lo schema che però non riesce per l'intervento di Maggi, poi la sfera spazzata lontana, la riconquista il Viareggio che può impostare l'azione d'attacco riguadagnando così i 45 secondi. Muglia ancora, sfera all'indietro per Liam Rosi, ma è ancora Muglia, parte da lontano, cerca la percussione, lo scambio è con Danna e va alla conclusione, sporcata, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi, Maggi in possesso di pallina, la fa correre lunghissima per Bicicchi, ma rimbalzo maligno che comunque riesce a servire Giovannelli, da questi a Cacciaguerra per Maggi, Maggi ancora per Cacciaguerra, Cacciaguerra che avanza, fascia sinistra, lo scarico è su Bicicchi, Bicicchi ancora per Giovannelli all'angolo, dietro porta per Bicicchi, Raffaelli a controllare, attenta difesa del Viareggio, poi Maggi prova per il tentativo di spizzata, c'è la trattenuta che l'arbitro però dice è tutta regolare e dunque il Viareggio rimposta l'azione d'attacco con Danna. Danna però è solo fra quattro maglie, stava tornando a ritroso Muglia per dar manforte ai suoi, dunque non c'è al momento dello scarico, adesso è Maggi all'angolo, deve lottare con Danna, cerca di andarsene, Danna lo chiude, Maggi ancora attaccato, la meglio Danna, la mette al centro per Rosi, il tiro che passa altissimo sopra la traversa, c'è la punizione in favore del Forte Marmi, ma occasionissima, sì Muglia scusate, occasionissima per il Viareggio con Liam Rosi, ben servito da Muglia. Giovannelli per Cacciaguerra che ha un'autostrada, prova a metterla nel mezzo, Raffaelli fa buona guardia, forse fin troppo altruista il ragazzo Raffaelli adesso, ma poi Bicicchi spezza la trama offensiva, rilancia proprio ancora per Cacciaguerra, Cacciaguerra per Maggi, il missile di Maggi, si sacrifica Liam Rosi, rimane a terra Maggi. Sullo slancio vediamo che la sfera si è impennata, dunque c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Si rialza Maggi e si può riprendere a giocare con la sfera per i colori rosso-blu secondo le indicazioni dell'arbitro. 20 e 27 alla fine, sono passati 4 primi e 33, risultato di 0-0. Stesso risultato anche per quanto riguarda i falli di squadra. Dunque i primi 5 minuti che se ne stanno andando con Cacciaguerra che poi viene sbilanciato da Rosi, mantiene però il possesso della pallina, ancora Cacciaguerra, fa impazzire Danna, arriva a tu per tu con Gomez e poi sullo slancio colpisce il portiere, l'arbitro assegna il fallo per l'ingresso in lunetta del giocatore. Dunque una buona spunto del numero 17 Piercarlo Cacciaguerra. Per lui sono 3 le reti all'attivo, giocatore molto importante per quanto riguarda la difesa e la costruzione del rossoblù.
Muglia in possesso di sfera, Muglia per Rosi, ancora Rosi a manovrare per Danna, da questi a Raffaelli, Alex Raffaelli, 5 gol all'attivo. Danna per Muglia, la percussione per il bomber bianconero che ci prova sul primo palo, fa buona guardia per Tozzi, la sfera riconquistata, ancora Cacciaguerra, esce dalla zona buia servendo Bicicchi alla sponda, Bicicchi fra due avversari se ne libera, poi cerca il filtrante in una qualche maniera, la riconquista Danna per i suoi, va al tiro piazzatissimo, niente da fare, poi un rimbalzo, Muglia con gran mestiere difende sfera e riposta l'azione d'attacco per la formazione del Viareggio. Centro in attacco, c'è adesso il primo fallo, è fischiato a carico del Forte dei Marmi, lo commette Giovannelli su Muglia e c'è il primo fallo di squadra. Dunque, quando sono passati 5 primi e 32 secondi, il risultato di 0-0, un fallo per il Versilia Hockey Forte dei Marmi, a quota 0 il Centro Giovani Calciatori Viareggio. Tutto pronto per la battuta, sfera lunga, Raffaelli, poi sporcata da Cacciaguerra, Rosi che si rifugia nella propria metà pista, la serve a Danna, la cambia, triangolazione interrotta molto bene da Giovannelli che rimposta su Maggi, la lancia per Bicicchi, Bicicchi per Maggi, ancora Giovannelli in possesso di sfera, si allarga, fa partire un tiro che impegna, spedisce Gomez la sera al soffitto, si riprenderà dunque con l'ingaggio a centropista. Comunque ancora una buona incursione del rosso-blu, adesso Rosi ha la meglio su tutti, la sfera è per il tentativo di Muglia ma è velletario, pallina riconquistata in una qualche maniera da Raffaelli che poi la domestica, cerca di andarsene a Cacciaguerra, gli riesce solo a metà. Adesso è Giovannelli che finisce a terra ma l'arbitro dice che non c'è fallo e dunque il Viareggio può tornare in avanti. Rosi, Danna, Raffaelli, Danna ancora per Rosi, sera che schizza lontana, Muglia, tentativo di Muglia con l'alza e schiaccia, colpisce però il portiere, c'è la punizione già battuta, Giovannelli per Cacciaguerra, da questi a Maggi, intanto si prepara il cancello Diego Kerekes, Maggi finta il tiro di rovescio, ci prova, poi la sfera è sulla stecca di Muglia che può rimpostare l'azione d'attacco, Muglia prova a far tutto da solo ma Maggi lo blocca, Bicicchi, due uomini su di lui, se ne libera Bicicchi per Giovannelli, missile di Giovannelli, guantone diritto per diritto, Muglia tu per tu con Bertozzi e riesce a siglare il gol dell'1-0 per il Centro Giovani Calciatori Viareggio su una carambola fortunosissima. Muglia era rimasto arretrato rispetto alla sua zona difensiva, il smanacciata di Gomez lo favorisce quando il Viareggio accelera in questa maniera, 1 contro 1. Intanto c'è i primi cambi, fuori Maggi e Bicicchi, dentro Ballestrero e Kerekes, c'è adesso il time out chiesto da mister Molina che vuol parlare con i suoi ragazzi. Dunque 1-0 per il Centro Giovani Calciatori Viareggio qua sulla pista del Palahockey di Forte dei Marmi e adesso è time out. Ancora una manciata di secondi, suona la prima campana, quella che dovrebbe richiamare i portieri in porta, non succederà mai. E dunque si apprestano adesso a tornare a 17:28. Dunque al settimo minuto è Muglia che porta in vantaggio il Viareggio su un contropiede, su martellata da fuori, la smanacciata dritto per dritto, Muglia che si era attardato nella metà pista del rosso-blu, si ritrova praticamente la sfera tu per tu con Bertozzi che non può niente sull'alza e schiaccia,
intanto è cacciaguerra per Giovannelli ancora, Ballestero, German fin dietro porta, incrocia con Kerekes, da questi a cacciaguerra, Giovannelli cerca di liberarsi per trovare una linea di filtrante, Ballestero, il passaggio di Ballestero per Kerekes, non c'è nessuno per lo scarico, perciò è costretto a girare sfera da solo, ancora Kerekes per cacciaguerra, siamo al limite dei 45, dunque bisogna andare a forzare il tiro e lo fa molto bene cacciaguerra, costringendo Gomez a sparare la sfera fuori dal rettangolo di gioco, praticamente nella propria panchina, e il Forte dei Marmi riguadagna secondi. Ancora Giovannelli in possesso di sfera per Ballestero, che deve superare Muglia, lo fa, poi supera anche Danna, si porta nei pressi della porta di Gomez, sfera all'indietro, la conclusione, passa al lato, Ballestero sbilanciatissimo, alza sopra la traversa, ma è un'occasionissima per il rossoblu. Non se l'è sentita German di provarci di prima intenzione, quando il portiere era sdraiato a terra aveva fatto comunque un'ottima giocata andando ad accentrarsi, poi però la conclusione mentre stava cadendo si alza oltre l'altezza regolamentare. Adesso ha qualcosa da dire al signor Vischio, niente da fare, la sfera è per Danna che torna in avanti, pericolo per la porta, difesa da Gomez, adesso cacciaguerra con gran mestiere, nonostante la giovanissima età si libera di Danna, ancora cacciaguerra in possesso di sfera, se ne va, arriva al centro per il tentativo di Kerekes che non riesce, attenzione che siamo già dall'altra parte con Muglia che cerca la conclusione, Ballestero gli impedisce la pulizia del tiro, poi la sfera rilanciata velocemente, fin troppo, e dunque il Viareggio torna a manovrare, si schiera forte a difesa della porta il centro Porsche Firenze, Raffaelli per Muglia, tanto pronto un cambio al cancello anche per il centro giovani calciatori Viareggio, che in quest'ultimo minuto ha rischiato due occasionissime rossoblù. Liam Rosi per Muglia, ancora Muglia in possesso di sfera, all'indietro per Raffaelli, la conclusione, una deviazione ma la sfera è altissima, dunque vediamo quella che è la decisione dell'arbitro, forse la sfera era stata battuta troppo velocemente in movimento. E dunque bisogna andare a ritoccare sfera, intanto è Molina che chiama i suoi, mentre no, la sfera è stata assegnata al Viareggio. Non so se l'arbitro aveva fatto confusione prima, ma aveva assegnato la punizione vistosamente anche col gesto al Forte dei Marmi, poi ha rovesciato la decisione, no, non so sinceramente cosa sia successo, di fatto c'è la punizione in favore del centro. Sinceramente non ho capito quella che è la dinamica, ma poco cambia, la sfera intanto è per Danna che la gira all'indietro per Raffaelli, da questi a Muglia, Muglia ancora cerca un compagno, lo trova in Raffaelli per Danna, ma la sfera è lunga, dunque si va all'angolo con Kerekes che porta via sfera a Danna, può trottare in fascia destra Kerekes, tenta l'ingresso in area, poi c'è sicuramente una stecca altissima in quell'area di rigore per togliere la sfera dalla porta, e sarebbe, non so se dalla regia è possibile, ma sarebbe importante vedere un replay, perché a mio avviso c'era una stecca veramente pericolosa. Ecco qua l'occasione, beh sì, era una volée tennistica che meritava sicuramente il rigore. Comunque di fatto niente è successo, ancora una stecca pericolosissima di Liam Rose ad altezza d'uomo, che l'arbitro questa volta punisce con il fallo. Kerekes, Forte dei Marmi sicuramente più vicino alla prima rete, la rete del pari, che non il centro
al raddoppio. Adesso però è Muglia che porta via sfera. Sappiamo che il Viareggio ha accelerazioni pazzesche e soprattutto una qualità infinita rispetto ai ragazzini rossoblù, ma in questa occasione erano riusciti a entrare molto bene nell'area di rigore, a tentare la conclusione, vanificata dall'uscita del portiere. Ancora Rosi in possesso di pallina, attaccato, resiste Rosi, la dà all'indietro per il numero 5 Puccinelli, subentrato a Raffaelli. Puccinelli, autore di 10 reti, la sfera è per Balestero. Balestero si allarga, cerca il varco per il tiro che non riesce. Attenzione, la sfera recuperata dal Viareggio che può impostare l'azione d'attacco con Muglia, poi è costretto a fermarsi, si schiera a difesa della porta il centro Porsche, dunque il Viareggio deve tornare a manovrare. Ancora Muglia per Puccinelli, Rosi cerca di liberarsi della marcatura, Rosi, sfera per il tentativo di Muglia che però è parato dal portiere Bertozzi sul primo palo. Accelerazione di Kerekes, deve metterci il fisico il giocatore Liam Rosi del Centro Giovani Calciatori di Viareggio. 12:59, metà del primo tempo, risultato di 1-0 in favore del Centro Giovani Calciatori di Viareggio. Paga il gol di Muglia al 7° minuto, un fallo a carico del rossoblù, a quota 0 il Centro Giovani Calciatori di Viareggio, e il time out questa volta è chiesto da mister Biancucci per la formazione bianconera. Dunque vediamo il Forte dei Marmi che effettua un altro cambio, al momento è in pista con Gabriel Ambrosio, al netto ovviamente del portiere Bertozzi, Gabriel Ambrosio, Kerekes, Diego Kerekes, German Balestrero e Piercarlo Cacciaguerra. Dall'altra parte Gomez in porta, Rosi, Puccinelli, Muglia e Danna. Dunque si riprende a giocare quando mancano 12:59, c'è una manciata di secondi all'esatto conclusione del primo quarto, virtuale primo quarto, con la sfera che dovrà essere posizionata adesso sul vertice dell'area bassa, vertice basso alla sinistra di Gomez. Ambrosio per Kerekes, Kerekes che deve cercare uno scarico, lo trova in Balestero lontanissimo, gli ritorna sfera per Ambrosio, l'incrocio per Kerekes, per Balestrero, attaccato Balestero, poi perde sfera per l'intervento di Muglia, Muglia per Puccinelli che Puccinelli che però è contratto da un avversario, è costretto a rimpostare l'azione d'attacco del Centro Giovani Calciatori di Viareggio, si difende il Forte dei Marmi. Ancora Rosi per Puccinelli, per Muglia, all'indietro Liam Rosi, 12:15, Rosi va alla conclusione, ci mette il casco e poi è Ambrosio che ferma, Ambrosio che recupera la sfera, l'impostazione d'attacco, bisogna uscire dalla zona buia, bisogna farlo in fretta, si brucia tutta la difesa, va alla conclusione, impegna il portiere Gomez, ma siamo già dall'altra parte con Muglia che addomestica una sfera per poi spararla abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Aveva fatto un ottimo lavoro, la conclusione un po' sbilanciata, ma ancora dimostra tutta la pericolosità il Centro Giovani Calciatori di Viareggio che torna al tiro da parte di Danna, media distanza ma sfera alta, gran forza ma poca precisione, e c'è adesso il portiere Bertozzi che va alla panchina per pulire la maschera, aveva parato poc'anzi un tiro col caschetto, sappiamo che schizza il sudore, che nonostante le temperature si siano sbassate di qualche grado, ma comunque sono ancora buone temperature.
perciò insomma dentro quel casco non deve essere piacevole tenere la testa. Battuta in questo momento, Ambrosio in possesso di pallina, Ambrosio per Kerekes che punta Danna, cerca di andarsene, finisce a terra, poi Muglia subentra, gli porta via sfera, la cede all'indietro per Danna, la cambia dall'altra parte per Puccinelli, ragiona e manovra sfera il centro giovani calciatori Viareggio, si difende il centro Porsche, dunque la formazione versiliese a difesa della porta, Danna litiga un po' con tutti, poi la sfera finisce sulla stecca di Rosi, da questi a Puccinelli, per Danna ancora, riesce a riconquistarla dopo averla persa per un millisecondo, sfera all'indietro, Liam Rosi che cerca di liberarsi di sfera ma troppo tardi, sfumano i 5 secondi e dunque il Forte dei Marmi può tornare in fase offensiva quando mancano 10,50. Il risultato arriva al gol di Muglia, 1-0 per il Centro Giovani Calciatori Viareggio qua sul pista del Forte dei Marmi. Intanto si prepara un nuovo cambio sulla panca del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Vediamo il numero 37 Raffaelli pronto al cancelletto, cacciaguerra per Kerekes che ci prova, niente da fare, Muglia intercetta, poi in slalom porta via sfera, al momento della conclusione però è sbilanciata e non trova la porta e siamo dall'altra parte con Balestrero, 2 su di lui, hanno la meglio, adesso si difende il Forte dei Marmi, la sfera è ancora per Muglia, attaccato, poi rimane lì, succede un po' di tutto e c'è il fallo a carico del Viareggio, la punizione battuta, ancora Kerekes in possesso di sfera, torna in pista Maggi a fare spazio, stavolta per il turno di riposo è Cacciaguerra, Ambrosio attaccato dietro porta, finisce a terra, l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico del Viareggio, il fallo di Liam Rosi su Gabriele Ambrosio, facendo che non ha fatto nulla, ma chiesta la distanza, siamo al vertice basso alla destra del portiere Gomez, 9,59, 1-0 per il Viareggio con Maggi in possesso di sfera, che è il tentativo di Kerekes di prima intenzione, poi in una qualche maniera c'è il fallo di Kerekes che sposta la stecca avversaria e dunque Danna può rimpostare l'azione d'attacco, intanto è Muglia che prende il turno di riposo, in pista ancora Raffaelli che aveva aperto la partita con i suoi compagni, dunque Raffaelli, Danna, Rosi e Puccinelli, dall'altra parte Ambrosio, Kerekes, Ballester e Maggi, sfera al centro, Maggi la allontana, la recupera Balestrero, German per Roberto Maggi, capitano della formazione del Forte dei Marmi, l'incrocio ancora Maggi, sfera a metà strada, la riconquista del Viareggio che parte con Puccinelli che va alla conclusione, deviazione di Maggi, sfera che si impenna, la punizione in favore del Viareggio. Dunque torna in pista Giovannelli a fare spazio e Ballestero, fa ruotare molto e molto spesso i propri uomini mister Molina. Ancora il tentativo di Danna ma la sfera è alta e siamo già dall'altra parte con Gabriele Ambrosio attaccato, mantiene il possesso all'angolo, poi in una qualche maniera gliela recupera Puccinelli, la serve a Rosi, il blocco di Raffaelli per Rosi che cerca di ingannare Bertozzi che però fa buona guardia, Kerekes in possesso di sfera, Kerekes tenta la conclusione, sporcata, la recupera il numero 5 Puccinelli e rimposta l'azione d'attacco. Puccinelli in possesso di pallina, da questi a Danna, capitano della formazione, Romeo Danna, per lui sono 17 le reti all'attivo ma soprattutto una gran carriera nel Centro Giovani Calciatori Viareggio, esperienza importante a Lodi, poi il ritorno in terra versiliese per motivi di lavoro e comunque ha trovato subito spazio nella sua squadra
Tanto la sfera è recuperata ancora, un tiro velleitario, la pallina è per Ambrosio che però si alza tantissimo e c'è dunque la punizione in favore del Viareggio. 7:48 alla fine. Dentro torna in pista Bicicchi per Kerekes, la sfera recuperata da Giovannelli per Bicicchi, Bicicchi ci prova da posizione defilata, in uscita Gomez fa il suo e ferma ancora un'occasionissima rossoblù. Adesso è tornato in pista Danna a fare Muglia a fargli spazio, è stato Puccinelli, no Rosi scusate, anche lui prende il primo turno di riposo. L'unico a non essere ancora andato a riposare in panchina è Danna. Sfera, attenzione dietro per Tozzi, fa gli straordinari sulla seconda sfera, Ambrosio poi la porta via all'avversario, la serve a Bicicchi, il tiro di Bicicchi, la deviazione, sfera all'indietro, Giovannelli attaccato all'indietro ancora per Maggi che va alla conclusione, la spizzata di Ambrosio e il gol del pari. Si era visto che si era aperta un'autostrada davanti a Maggi, per la prima volta è riuscito ad andare al tiro, lo rivediamo adesso con l'uomo distante. La spizzata di Bicicchi, scusate, di Ambrosio fa 1-1 e c'è adesso il time out chiesto da Roger Molina, chiesto veramente qualche secondo fa. Comunque la prima interruzione è questa e dunque è Ambrosio che va a pareggiare il gol di Muglia. 1-1 qua al Palahockey di Forte dei Marmi, lo rivediamo, sfera all'indietro, era un po' troppo pressata all'indietro la formazione del Viareggio e dunque ha avuto la possibilità di cercare la conclusione dalla lunga distanza e la spizzata sotto misura passa sotto le gambe dell'ottimo Gomez. Di fatto è 1-1, prima sirena, dunque si torna a una manciata di secondi a giocare. Il time out chiesto, ricordo, da Molina. 6:53 alla fine, 1-1, cade al 18esimo scusate, il gol di Ambrosio che riequilibra la partita e vediamo adesso la reazione del Viareggio. Muglia cerca di metterla al centro, fa buona guardia al portiere ma la sfera è ancora per il Viareggio con Puccinelli che la cambia per Danna, da questi a Muglia per Danna, all'indietro per Puccinelli, per Raffaelli ancora, Raffaelli per Danna, per Raffaelli, poi la sfera rimane a metà strada, Giovannelli, poi Ambrosio riesce a portarla via, arriva tu per tu col portiere ma poi il taglio dell'avversario gli impedisce la conclusione e adesso Giovannelli che supera Muglia, poi però è costretto a girare sfera a ritroso per Maggi, ancora il missile di Maggi, passa al lato, ci prova ad una mano Bicicchi, niente da fare, riparte Danna come un treno, poi il tentativo smorzato e Ambrosio a rimpostare l'azione per il rosso-blu, pressato nella propria metà pista, deve liberarsi della sfera, lo fa su Bicicchi, Danna a controllarlo, da questi a Maggi per Ambrosio, autore della rete del pari, Ambrosio che trova la conclusione, ancora una parata di Gomez. E se è vero che il Viareggio fa un gran lavoro, è altrettanto vero che il Forte dei Marmi ha avuto 2 o 3 occasioni veramente importanti che hanno impegnato seriamente il portiere argentino. Fuori Puccinelli e dentro Liam Rosi, perciò fuori un po' di gol all'attivo per quanto riguarda le reti segnate, dentro esperienza di Liam Rosi. Maggi per Bicicchi, carica Bicicchi e segna il 2-1, il sorpasso rosso-blu al 20esimo. Sparata ancora una volta molto bene, servita da Maggi, Bicicchi la tiene bassa e passa sotto il corpo di un Gomez che fino a questo momento era riuscito
a fermare praticamente tutto. 2-1 quando mancano oramai 5 minuti alla fine del primo tempo, tempo infinito chiaramente, ma intanto i ragazzini rossoblù si prendono questa soddisfazione di impensierire la corazzata Viareggio, e Raffaele Biancucci, per quello che si sta muovendo in panchina del centro giovani, mi pare d'accordo con me che insomma qualcosa non funziona proprio al top in questa squadra questa sera. L'abbiamo visto in Coppa Italia con squadre ben più blasonate giocare con altri ritmi e con altre cadenze. Dunque ovviamente la partita è lunghissima e tutti i pronostici sono a favore della capolista, ma intanto i ragazzi rossoblù possono prendere la soddisfazione di poter dire che con Bicicchi al 20° sono passati avanti. (5-0-1) alla fine del primo tempo, con il Viareggio che adesso deve inseguire. Sappiamo che non è la prima volta, ma soprattutto ha delle carte importantissime. Muglia per Rosi, da questi a Raffaelli, Muglia, Rosi ancora, Danna posizionato dietro porta, la sua posizione in uscita, ci prova invece Raffaelli, la spara altissima, non c'è fallo, dice l'arbitro, e Cacciaguerra subentrato può tornare in pista, provare la percussione in area di rigore e poi provarci. Sfera alta, ma gran lavoro del ragazzo che meritava sicuramente maggiore fortuna. Ma attenzione, siamo dall'altra parte con Danna, l'accelerazione di Danna da questi a Rosi, Rosi ancora per Muglia, il bomber per Raffaelli. Intanto c'è il suono della campana a richiamare l'attenzione dell'arbitro. Probabilmente sono i secondi, il segnasecondi che non era partito, cioè adesso andrà probabilmente riportato ai tempi esatti con cui, secondo arbitro, ricordo Luca Lossa al banco dei cronometristi, si è accorto della situazione. Insomma un po' difficile arrivarci, sembrerebbe, continuano a correre in maniera incredibile, fanno tutto il contrario di tutto. Dunque gara ferma al momento per resettare, riportare ai giusti secondi. Eccoli qua, 34 secondi, l'arbitro dice insomma almeno fatemi rifischiare la partenza dell'azione. Eccolo qua, si riparte dai 30 secondi d'azione per il Viareggio. Danna in possesso di sfera, attaccato da Maggi, sfera all'indietro per Raffaelli, Alex Raffaelli controllato da Cacciaguerra, Maggi porta via sfera, supera Danna, poi in seconda battuta è Rosi, lo chiudono all'angolo, cerca di andarsene Maggi, c'è il fallo di Maggi, la punizione in favore del centro giovane calciatori di Viareggio, dunque guadagna i 45 secondi e può tornare avanti quando mancano 3,50 alla fine. Risultato, ricordo, 2-1, Muglia al 7°, Ambrosio al 18°, al 20° Bicicchi. La sfera adesso è per Danna, all'indietro per Rosi, Rosi ancora per Danna, Danna per Muglia, per Rosi, sfera all'indietro, cerca la pallina in profondità ma c'è Maggi in anticipo su tutti, può rimpostare l'azione d'attacco, 10 secondi per uscire dalla zona buia, Cacciaguerra in possesso di sfera, lo fa in questo momento, poi l'appoggio per Giovannelli, Giovannelli ancora per Maggi, Capitan Maggi per Bicicchi, autore della rete del vantaggio, dietro porta per Cacciaguerra, deve giocarsela
con Raffaelli, alla meglio Raffaelli, Alex Raffaelli, porta via sfera, serve Muglia in fascia sinistra, Muglia che si accentra, va alla conclusione, Bertozzi reagisce distinto perché dubito che abbia visto partire ed arrivare la sfera. Adesso è Giovannelli che si ferma a 2.37, va a ragionare, a manovrare fra gli applausi del tentativo intanto di Bicicchi, pensa il Vito in area di rigore, girata e tiro, ma Gomez fa buonissima guardia. Ancora il tentativo al centro con Bertozzi in uscita, la sfera per Maggi, lo scontro con Danna e l'arbitro assegna il fallo di squadra a carico del rosso-blu, poi riconquistata da Cacciaguerra, pallina per Giovannelli, per Maggi, ma c'è l'intervento difensivo di Rosi che se ne va, poi Cacciaguerra ci mette la stecca, gli impedisce la conclusione, riconquista sfera per i suoi, la rimposta in avanti per Giovannelli, 1.56, Giovannelli era indietro per Cacciaguerra ancora, provvidenziale nell'azione di poc'anzi, da questi a Giovannelli, 1.47, Maggi in possesso di sfera per Cacciaguerra, la fa correre per Bicicchi, due avversari hanno la meglio, ma Giovannelli in seconda battuta la gira all'indietro per Cacciaguerra, il missile di Cacciaguerra, tentativo di deviazione di Bicicchi che non riesce, ma poi Bicicchi riconquista la sfera, succede un po' di tutto al limite dell'area, ne esce Raffaelli quando manca un primo e 25, la serve a Danna, attenzione Danna, conclusione murata da Maggi, rimpostata su Bicicchi stesso, esce dalla zona buia Bicicchi, la serve all'indietro, ragiona il centro Porsche Firenze a 60 secondi alla fine. Intanto fuori Cacciaguerra e dentro Gabriele Ambrosio, un minimo di esperienza, stiamo parlando di 2-3 anni di differenza, ma insomma considerando la giovanissima età di Cacciaguerra. Ancora Giovannelli che supera Danna, poi subentra anche Muglia che sgroppa da solo, Muglia azione personale dietro porta, tentativo di alza e schiaccia che non riesce, si accartoccia Bertozzi, era quasi una telefonata quella di Muglia, non si fa ingannare Bertozzi, si riprende con l'ingaggio, sfera al centro, Giovannelli per Ambrosio, lotta di velocità fra Ambrosio e Raffaelli, la spinta di Raffaelli, Ambrosio resiste all'angolo, poi deve uscirne, ma in una qualche maniera Maggi col casco Gomez, e in questa occasione sfortunato il Forte dei Marmi, con Maggi aveva conquistato una sfera importante, l'aveva piazzata bene a 8 secondi, possiamo anche aspettare l'ultimo tiro, lo effettuerà presumibilmente Giovannelli, ci prova, niente da fare, il suono della sirena che sancisce che il primo tempo si chiude sul 2-1 in favore del Forte dei Marmi, che al momento ha 3 falli a carico contro un solo fallo per il Centro Giovani Calciatori Viareggio, un 2-1 maturato al settimo con Muglia che porta in vantaggio il Viareggio, una smanacciata del portiere spedisce la sfera lontana dove Muglia si era attardato, si ritrova perciò tu per tu col portiere, non ha difficoltà a trafiggere Bertozzi, poi Bertozzi sale in cattedra e Ambrosio accorcia sulla martellata alla lunga distanza di Maggi, e poi Bicicchi, un gol veramente molto importante. 2-1 il risultato, che forse alla luce di quello che si è visto sta anche un filino stretto ai ragazzi rossoblù. Da parte di Fabrizio Ercolini al momento è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, un grazie a Giuseppe Nardini e all'amico Simone Polacci per parte tecnica e regia, noi ci sentiamo per il secondo tempo.
Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Per una grande stagione. Saremo insieme per una grande stagione. Inverside all'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
L'inversidia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Torniamo in diretta qua dal Palahockey di Forte dei Marmi, tutto pronto per la seconda parte di questa direi anche entusiasmante gara, perché nel primo tempo sportivamente se le sono date di santa ragione, occasioni da una parte e dall'altra. Al momento la spunta il Forte dei Marmi grazie alle due reti di Ambrosio e Bicicchi. L'apertura della gara però era stata a favore del Viareggio con il gol di Muglia, dunque tutto da giocare questo derby. Fischia ed è subito derby con Giovannelli in possesso di sfera, tenta il tiro per la deviazione che non riesce di Bicicchi questa volta, sfera sul retro della porta, la punizione in l'ingaggio. Bicicchi e Danna, Cacciaguerra, Bicicchi, Giovannelli e Maggi, Muglia, Danna, Puccinelli e Raffaelli. Cacciaguerra in possesso di sfera per Maggi, Capitan Maggi si ferma, poi la distribuisce per Bicicchi, pressato subito, sfera che finisce sulla stecca di Danna che la rilancia per il numero 5 Puccinelli, ancora Danna in possesso di sfera, Raffaelli in fascia destra, la cambia ancora Danna in possesso di pallina, 2-1 il risultato, 3 falli a carico del rossoblu, mentre a quota 1 il Centro Giovani Calciatori di Viareggio, sfera che si impenna sulla stecca avversaria, c'è la punizione in favore del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Rettificata la posizione, chiesta la distanza, Cacciaguerra e Giovannelli in prima battuta, mentre si lotta in area di rigore Raffaelli in possesso di sfera, la cambia per Muglia, rimbalzo maligno ma Muglia mantiene il possesso della pallina, la cede a Puccinelli, per Muglia Puccinelli fraseggiano i due, per Danna dalla media distanza, finta il tiro, non arriva alla conclusione, una manciata di secondi lo effettua in questo momento, buona guardia difensiva ma attenzione che la sfera poi è riconquistata e rilanciata da Maggi in maniera un po' troppo precipitosa, cercava di trovare un compagno e Cacciaguerra adesso la porta via, la serve a Maggi, si schiera a difesa il centro, dunque il centro Porsche Firenze deve manovrare, Giovannelli in fascia sinistra si accentra, va alla conclusione che passa al lato sulla ribattuta del Pivelogè, è Muglia che può rimpostare l'azione d'attacco. Muglia ancora per Danna, da questi a Raffaelli ancora in possesso di pallina, la cambia con Danna, Capitan Danna per Muglia, fascia destra, Muglia cerca un varco, poi trova lo scarica all'indietro per Raffaelli controllato, sfera all'indietro, Muglia nell'angolo, cerca l'incursione in area, passa dietro porta, lo scarica all'indietro per Raffaelli, il tiro smorzato da Bertozzi ed impostata l'azione su Bicicchi, da questi a Maggi, con calma il Forte dei Marmi, 22-33, poi è Maggi che ci prova la media distanza, Murato ma la sfera ancora per Cacciaguerra, per questi a Giovannelli, all'indietro per Maggi,
Maggi il varco, finta il tiro, poi si porta in avanti, ma la sfera è riconquistata da Muglia. Attenzione, Muglia era liberissimo sull'altra sponda. Puccinelli, non se la vede Muglia, e dunque l'occasione per il rosso-blu e il miracolo di Gomez, prima su Cacciaguerra e poi sulla ribattuta di Giovannelli. Veramente in questo caso si può dire che Gomez tiene a galla il Viareggio. Buona ripartenza del rosso-blu dopo un paio di minuti di superiorità per quanto riguarda il livello territoriale del Viareggio, ma le occasioni pesanti sono arrivate sulla stecca dei ragazzi di Mister Molina. Ancora Puccinelli in possesso di sfera per Muglia, per Raffaelli, dietro porta, finisce a terra e c'è il cartellino blu per Bertozzi, che mette la stecca nel tentativo di intercettare sfera, aggancia l'avversario da regolamento ineccepibile. Dunque, quando sono passati 3 primi e 0-9, c'è il blu a Bertozzi e dunque si riprenderà con ovviamente il cambio del portiere. A sacrificarsi è Bicicchi, che torna in panchina. Dunque Forte dei Marmi dovrà affrontare questi 2 minuti in inferiorità numerica, ammesso che il buon Ciupi, che entra a freddo per andare a parare un tiro diretto al capocannoniere del campionato, perciò insomma non è detto che poi la superiorità numerica esista. Diciamo che in caso di trasformazione rientrerà un altro uomo, nello specifico sembrerebbe Ambrosio pronto. Comunque il tiro di prima è affidato a Muglia contro Raffaello Ciupi, un ottimo portiere ma che entra a freddo a dover parare, come già detto, questo tentativo del bomber della Serie A2. Certo, sul 2-1 è una trasformazione importante per la formazione di Biancucci. Muglia, la conclusione sventata, ma è ancora Muglia, è ancora Ciupi a dir di no. Dunque entrerà pure a freddo, poi la traversa a negare il gol a Muglia, e adesso c'è questo primo e 44 di inferiorità. Se era ancora per Ciupi che la spara lontana, ma la riconquista ancora Danna per i suoi, ancora Ciupi che si oppone. 3-4 interventi salvagente. Adesso è Cacciaguerra che cerca di andarsene pressato. Cacciaguerra fra 2 avversari, poi guadagna una manciata di secondi, ma niente di più. Raffaelli per Rosi, rientrata al posto di Puccinelli. Tentativo, ancora la parata di Ciupi. Rosi per Muglia che ci prova di prima attenzione, ancora Ciupi a sventare. Liam Rosi per Danna che poi la alza tantissimo e c'è la punizione in tentativo di sfera lunghissima per Cacciaguerra, che ne entra in possesso, pressato. L'arbitro dice che è stata presa la pallina e non l'uomo, e dunque il Viareggio torna a manovrare con Danna che ci prova di prima attenzione e trova un improbabile pareggio, che però, per quanto fortunosa, no, l'arbitro assegna la punizione. Se abbiamo un replay, o c'è stata una deviazione con il corpo che non sono riuscito a vedere, o sì, esatto, la deviazione con il corpo del compagno. Dunque è fallo di squadra, cioè è fallo a favore del Forte dei Marmi. Si lamenta ancora Muglia con il signor Vischio. C'è di fatto la punizione in favore del Forte dei Marmi con Maggi per Cacciaguerra, 2 su di lui, sfera che finisce lontana.
24 secondi ancora di inferiorità, con Muglia imbufalito per non aver visto convalidare o quantomeno assegnare, e questa volta è pulito e ha un gesto pericolosissimo nei confronti dell'arbitro. Però di fatto questa volta ha fatto un gol di prima intenzione molto importante. Eccoli sferrare indietro di prima intenzione. È Muglia che dopo 5 minuti esatti del secondo tempo fa 2-2 in superiorità numerica. Adesso è Giovannelli, il tiro si stampa sul ferro. Forte dei Marmi che ci prova ancora con Giovannelli. Forte dei Marmi che non si deve disunire, ma anzi mantenere quello che ha fatto fino a questo momento, perciò un'ottima difesa. Muglia in possesso di sfera, alla conclusione Ciupi che risponde, Giovannelli in possesso di sfera, 2 avversari su di lui, sfera indietro per Ambrosio per Cacciaguerra, ancora gira la sfera il Forte dei Marmi con Capitan Maggi che supera molto bene Muglia, si allarga, cerca il filtrante al centro che non riesce, poi ci prova ma al momento del tiro è contrastato Ambrosio. Siamo dall'altra parte, ancora Ambrosio come un leone va a battersi, ma la pallina ancora per il Viareggio con Danna che adesso va a forzare i tempi. Bravo Giovannelli, recupera la sfera, vola dall'altra parte, è solo, si ferma in maniera molto intelligente. Tanto fuori Maggi e dentro Kerekes, Diego Kerekes per Cacciaguerra. C'è il fallo di Cacciaguerra, dice l'arbitro, è il quarto fallo a carico del rosso-blu e c'è il time out chiesto da mister Molina che vuole ragionare sui suoi. Fuori Ciubi e dentro Bertozzi. Dunque 2-2 il risultato, si era chiuso il primo tempo sul 2-1 in favore del Forte dei Marmi. Al 3-09 il blu da regolamento sacrosanto a Bertozzi, il tiro diretto parato da Ciupi, entrato al posto del portiere espulso. Poi in inferiorità numerica, quando mancava ormai una manciata di secondi, è Muglia a fare il 2-2 e dunque praticamente si riparte con una gara che avrà la durata di circa 20 minuti. Derbissimo d'Italia fra Forte dei Marmi e Centro Giovani Calciatori Viareggio. Centro Giovani che non cambia nulla, è tornato in pista così come prima dell'inferiorità Puccinelli, cioè Puccinelli, Raffaelli, Muglia e Danna. Dall'altra parte Cacciaguerra, Kerekes, Ambrosio e Giovannelli. Tutto pronto con la sfera per Muglia in fascia destra. Muglia per Raffaelli che cerca il filtrante per Danna, poi alla sponda, alla meglio di forza Ambrosio che imposta l'azione d'attacco, supera un primo avversario, poi dietro sfonda per Kerekes, da questi a Cacciaguerra, percussione di Cacciaguerra, la mette al centro per il tentativo di Ambrosio, poi c'è il fallo di Cacciaguerra, dice l'arbitro. Non è d'accordo il ragazzo. Adesso Giovannelli spezza la trama offensiva, impedisce il contropiede, ma è ancora Raffaelli in possesso di sfera, la gira dall'altra parte per Danna, da questi a Raffaelli. Muglia ancora, Cuccinelli, Muglia cerca il filtrante per il gol del vantaggio di Danna, servito magicamente da Muglia. È Danna che porta in avanti molto bene, rivediamo, servito molto bene, lasciato solo, se erano scordati di un bomber, e Danna fa pagare pegno ai giovani ragazzi rossoblù al 7-26. C'è adesso il secondo fallo a carico del Viareggio.
Dunque al 7:26 Danna ricorda ai ragazzi rossoblu che non può essere lasciato al limite dell'area da solo. Dunque 3-2 la ribalta il Viareggio in questa apertura di secondo tempo. Era quello che si diceva durante l'intervallo, che ovviamente sarebbero entrati i ragazzi di mister Biancucci, che a mio avviso negli spogliatoi li ha strigliati ben bene. Sarebbero entrati per andare a chiudere una gara che poi, come sappiamo benissimo, nell'hockey su pista mai è chiusa. Però insomma le forze in campo, la classifica, i numeri dicono che il Viareggio deve andare a vincere questa gara e in questo momento lo sta facendo. Muglia in possesso di sfera, Muglia ancora controllato, gira sfera all'indietro, la manovra Danna che ci prova ancora, la martellata è però controllata. Adesso Cacciaguerra che recupera una pallina importante, rimposta l'azione d'attacco. Cacciaguerra per Giovannelli, poi Giovannelli perde sfera, siamo dall'altra parte con Rosi che allarga e la mette nell'angolo giusto. Contropiede pressoché perfetto da Manuale, portato da Puccinelli. Eccolo qua, è concluso in maniera spettacolare, precisione assoluta da parte di Liam Rosi, che porta in doppio vantaggio il Viareggio dopo 8 primi e 29. Forte dei Marmi che torna in avanti, Cacciaguerra per Giovannelli, per Cacciaguerra al centro per il tentativo di Kerekes che non riesce. Adesso Ambrosio, ma Danna con grande esperienza la cede a Rosi. Rosi per Muglia, Muglia chiama il suo alla calma, ancora per Danna, da questi a Liam Rosi, autore dell'ultima rete, la quarta rete bianconera. Muglia ancora, la serve a Rosi, Viareggio che adesso rallenta ovviamente il ritmo, non ha nessun interesse se non arrivare ai 45 e provare, inutile sprecare forze ed emozioni. Esatto, lo fa in questo momento Danna alla lunghissima distanza, un tiro velleitario, la recupera Cacciaguerra, la rimposta su Ambrosio, la fa correre per Kerekes davanti a sé Capitan Danna. Kerekes ancora fra due avversari, la cambia con Giovannelli, si allarga Giovannelli, cerca di superare l'avversario, non gli riesce. Intanto Ambrosio e l'arbitro assegna il fallo numero 6 a carico del Forte dei Marmi. Sinceramente non ho capito per cosa, ma di fatto questa è la sua decisione. Muglia per Rosi, Liam Rosi per Muglia, sfera all'indietro, Rosi ancora, Puccinelli, ancora Muglia, Rosi, Muglia ancora nel cerchio di centropista, allarga per Danna che ci prova sul palo lontano, fa buona guardia al portiere Bertozzi che sventa il pericolo, imposta l'azione del Forte dei Marmi con Ambrosio che poi non riesce a superare la guardia avversaria. Muglia gli porta via sfera, attenzione a Muglia, ancora lui, poi Muglia cerca di far tutto da solo, non gli riesce e c'è l'ingaggio. 14:29 alla fine della gara, 4-2 il risultato. Muglia in apertura del primo tempo, Ambrosio e Bicicchi la ribaltano, poi nel secondo tempo il blu a Bertozzi su inferiorità numerica, visto che il tiro Ciupi l'aveva parato di molto bene, trova il gol Muglia del 2-2, il 3-2 il vantaggio viareggino è di Danna, il 4-2 di Rosi. Adesso torna Kerekes ad impegnare Gomez che per un po' era rimasto in panca a prender freddo. Ancora Rosi in possesso di sfera, Liam Rosi per Danna, da questi a Muglia, ancora Muglia in possesso di pallina,
cerca un compagno, poi passa dietro porta, si ferma, aspetta, tentano l'incalzo e schiaccia. Kerekes ragiona, dentro Ballestero e fuori Cacciaguerra. German, il missile di German, il miracolo del portiere. Poi sulla ribattuta si lotta al limite, ci prova e c'è il rigore per la martellata arrivata sul polso di Giovannelli. Dunque 11:33 il rigore. C'è il time out chiesto dal Viareggio, rigore per il Forte dei Marmi. Tanto si lamenta la panchina rossoblu perché voleva anche il cartellino. Il signor Giacomo Vischio va a parlare con il diretto interessato Giovannelli, gli spiega le sue ragioni, anche se immagino dopo aver preso una martellata su una mano ragioni ce ne siano poche. Vediamo scorrere anche l'ottima rete di Liam Rosi, veramente servito bene ma concluso in maniera chirurgica. Dunque vediamo chi andrà a sfidare Gomez per il tiro dai 5,40. Mi sembra improbabile come situazione, ma insomma ci tocca anche questo, ed è il numero 25 Alessio Ambrosio, il più giovane degli Ambrosio rossoblu, che entra appositamente in pista. Mister Molina decide che è lui a provarci. Tutto pronto, ancora qualche secondo, deve prendere posizione il portiere. Vediamo Alessio contro Gomez, il tiro là, trasforma Alessio e semmai si può pensare che era chiusa, di fatto la riapre il più giovane della compagnia. 3-4 e torna rigorosamente in panchina, ragazzino dell'Under 16-17, adesso non so con esattezza, trova il varco giusto, ma Viareggio adesso che va a manovrare. Abbiamo visto la pericolosità dei ragazzi di mister Biancucci. Muglia in possesso di sfera, 4-3, riaperto tutto quando mancano 13 minuti, dunque partita tutt'altro che finita. Ancora Danna, la martellata di Danna passa fuori, la riconquista per il rossoblu Bicicchi la cambia per Kerekes per Ballestero, missile di Ballestero, la risposta di Gomez, da questi a Bicicchi ancora per Ballestero, che fa partire ancora un tiro, la deviazione di Ambrosio, spalla alla porta e però fuori dallo specchio. Fuori Puccinelli e dentro Raffaelli, tornano i carichi da 90. Dunque in pista con Danna e Muglia, Rosi e Raffaelli. Risponde il Forte dei Marmi con Kerekes, Ballestero, Ambrosio e Bicicchi. Tanto siamo ai limiti dei secondi, il tentativo di Muglia è intercettato dal portiere.
Muglia ancora, servizio, il tiro, la parata questa volta di Bertozzi, poi la spinta di Muglia, l'intervento di Kerekes, la serie recuperata da Ballestero che supera un avversario in orizzontale per Bicicchi, fra due avversari se ne libera Bicicchi, la serve ancora Ballestero in fascia da questi a Kerekes, fraseggiano i due per Ambrosio arriva fin dietro porta, poi c'è Muglia, finisce a terra Ambrosio, c'è il fallo di squadra a carico del Viareggio, è il quarto se non vado errato, forse il terzo, no, vediamo ancora il tabellone, ancora è fermo a quota 3, perciò sicuramente il buon Luca Lossi, arbitro ausiliario, ha già segnato il fallo. A quota 6 il Forte dei Marmi, 10,58, 3-4 il risultato. La conclusione è ancora Gomez che ci mette del suo, 4-3 il risultato. Intanto la sfera è per Danna, ancora Raffaelli, la mette all'indietro ma Bicicchi la riconquista per i suoi. Bicicchi costretto a far da solo perché non c'ha uno scarico, lo trova adesso in Ballestero. German all'indietro per Kerekes, dall'altra parte per Ambrosio per Bicicchi che cerca di tornare di sfera, poi l'intervento di Kerekes è provvidenziale, Muglia va a contrastare Ambrosio che però ha la meglio, Ambrosio va alla conclusione sullo slancio, la serie è intercettata da Liam Rosi che la spara fuori dal rettangolo di gioco. Tanto c'è da sistemare la protezione che aveva perso Bicicchi, lo fa in questo momento, c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. 10 minuti alla fine, Forte dei Marmi che dopo un attimo di sbandamento all'inizio del secondo tempo, un attimo durato qualche minuto, insomma ha ritrovato le geometrie. Ballestero in possesso di sfera, Ballestero ancora, cerca il tiro accompagnato, rimane lì Gomez, ma è ancora Ambrosio, la mette al centro ma Danna intercetta, contropiede del Viareggio importante con Danna che poi non va allo scarico su Puccinelli che si era posizionato e dunque sfuma l'occasionissima per il Viareggio che era stata costruita da Danna. Intanto finisce a terra in area Puccinelli, l'arbitro dice di rialzarsi. Rosi in possesso di pallina, Rosi all'indietro per Danna, Puccinelli che si rituffa un'altra volta secondo il signor Giacomo Vischio, gli fa cenno di rialzarsi ancora, adesso ha anche qualcosa da dirgli. Intanto fuori Ambrosio e dentro Cacciaguerra, ancora la sfera è per Danna, da questi a Raffaelli che va alla conclusione col guantone, pallina che finisce lontana, era Bertozzi che ha respinto. Danna ancora all'indietro per Liam Rosi, una percussione importante, altrettanto importante la risposta del portiere rossoblù. Sfera lunga, Bicicchi deve correre ma va a conquistarla su Danna, la gira per Cacciaguerra. 8:32, ricorda ancora il risultato, il Viareggio è in vantaggio sulla pista del Centro Porsche Firenze. Dietro porta per Kerekes, ci prova Kerekes, la smanacciata e c'è il fallo numero 4 a carico del Viareggio. A quota 6 il rosso-blu, 8:16 alla fine. Tutto pronto, Bicicchi sulla sfera per il tentativo in rovesciata di Ballestero che non riesce, cerca di andarsene il giocatore Puccinelli, la sfera schizza fuori dal rettangolo di gioco, il fallo è suo dice l'arbitro, la sfera è per i ragazzi di Mister Molina.
battuta in questo momento, Ballestero che ci prova, la deviazione di Vicicchi passa a 1 centimetro dalla porta dopo la deviazione. Adesso c'è il fallo di squadra fischiato a carico rossoblu, è il 7º, 8 minuti alla fine. Rosi per Raffaelli, certo che ha avuto il suo buon da fare l'ottimo Gomez, al pari di Bertozzi, sia ben chiaro, ma mentre ci si aspettava un extra lavoro da parte di Bertozzi, Gomez forse non si aspettava tante occasioni per il rosso-blu. Sfera all'indietro, Danna in possesso di pallina, Raffaelli, il miss di Raffaelli, la deviazione, la smorzata, Cacciaguerra la fa correre, Vicicchi la cede, Ballestero la rilancia, Vicicchi al centro, ancora Gomez al miracolo. Ed è diventata una boa importante Gomez in questa partita. Danna in possesso di sfera, attenzione al missile, la intercetta Bertozzi, ma poi la sfera rimane lì e l'arbitro decide per l'ingaggio. Si lamenta una carica Bertozzi, fuori Danna e dentro Muglia. Tutto pronto. Sfera che schizza lontana, la recupera Rosi, la rilancia per Puccinelli, ancora Muglia, ancora Muglia in possesso di sfera, Rosi, importante azione, poi Vicicchi lo costringe all'angolo e c'è il fallo numero 8 a carico del rosso-blu. Si lamenta Vicicchi, ma l'arbitro è irremovibile, va a spiegargli la sua decisione, chiama la distanza. Siamo al vertice basso alla sinistra di Bertozzi, Rosi in possesso di pallina, all'indietro per Muglia, intanto la sfera rimane a metà strada, se ne impossessa Cacciaguerra che poi se ne va come un treno in fascia destra. Cacciaguerra per Vicicchi, Vicicchi tenta il filtrante per Ballestero che se l'ha fatto vedere al limite dell'area, niente da fare, si intromette Rosi, giocatore essenziale alla fase difensiva, ma visto che poi andrà anche in gol anche alla fase offensiva del Viareggio. Puccinelli in possesso di sfera, Muglia per Raffaelli, Rosi ancora, 5:45, risultato a rida ancora per 4-3 al Viareggio, la martellata di Raffaelli poi finisce a terra e l'arbitro assegna il rigore. E questo, se ci fosse la possibilità di avere un replay, sì, punizione di prima, scusate, di fatto. Vediamo se abbiamo un replay, l'abbiamo qui dietro porta. Oh, vabbè, insomma, l'arbitro ha segnato il tiro diretto a favore del Viareggio. C'è il time out chiesto da mister Biancucci. Diciamo che l'arbitro ha arbitrato con buona personalità, ma qualche decisione forse non mi trova concorde. Comunque una gran considerazione che è un nuovo nome, una buona personalità per un derby, perciò insomma è una notizia positiva il fatto di mettere nomi nuovi nell'ambito importante dell'hockey su pista. È Muglia che si appresta al 19:24. La punizione prima è affidata a Muglia, ne ha già tirata una, parata molto bene da Ciupi. Vediamo adesso Muglia al cospetto di Bertozzi. Tutto pronto.
porta sfera Muglia, tenta l'alza e schiaccia e non riesce a metterla dentro. Dunque Forte dei Marmi che si mantiene a galla per l'errore di Muglia dal dischetto, quando mancano 5:21. Anche se poi abbiamo visto che la fase difensiva del Viareggio è importante, quando poi riesce ad andare a tirare trovi un portiere come Gomez, perciò insomma sono ormai 6 minuti che mantiene il minimo scarto di vantaggio il Viareggio. Ancora Raffaelli in possesso di sfera, Raffaelli cerca la percussione, tira accompagnato dritto per dritto, la sfera raggiunge il portiere che poi viene rilanciata per Cacciaguerra, da questi a Giovannelli. Viareggio deve solo tenere distanti i ragazzi rossoblù. Giovannelli ancora, sfera all'indietro per Ballestero, missile di Ballestero sulla ribattuta, però non c'è nessuno, poi è Giovannelli il più veloce, rimposta sul Cacciaguerra, da questi a Maggi che deve uscire dalla zona buia, lo fa in questo momento. Sull'orizzontale c'è Cacciaguerra che viene chiamato ad approfondire la propria azione dal mister Molina, poi Cacciaguerra ci prova, ma buona guardia dal portiere Gomez. Ancora tentativo dalla lunga distanza, sulla ribattuta il più veloce è Muglia che può rimpostare, attenzione per un contropiede di Raffaelli che fa tutto benissimo, men che il tiro, che era la cosa più importante, mette a sedere il portiere Bertozzi, poi però si allarga e a porta vuota la spara fuori. Occasioni che fioccano da una parte e dall'altra, attenzione Muglia cerca di riacquantare il pari, il rosso, la formazione rossolù di mister Molina, mentre il Viareggio cerca il gol del KO, ma ancora niente da fare. Si viaggia a velocità lentissima quando la sfera è sulla stecca dei bianconeri, ovviamente non hanno nessun interesse ad accelerare. Chiesto intanto si accende la luce verde del time out sulla panca rosso-blu. Adesso la sfera è riconquistata da Maggi per i suoi, Maggi ancora per Giovannelli per Maggi, percussione in fascia destra, il tentativo di tiro è smorzato, Maggi a lottare all'angolo, alla meglio il Viareggio con Danna, intanto è rientrato in pista. Sfera però intercettata da Maggi che fa la conclusione, fa la barba al palo, ma di fatto non cambia nulla. Ancora Maggi in possesso di pallina, Giovannelli non trova lo spazio per la conclusione di prima intenzione. Ancora Giovannelli, il tiro di Giovannelli è smorzato da Muglia, la sfera è per Maggi, all'indietro per Ballestero va alla conclusione, sfera che rimane lì, Giovannelli per Cacciaguerra, spintonata in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire. Dunque a 1:54 ancora un'occasionissima rosso-blu. Sfera per Muglia, la gira dall'altra parte per Danna, all'indietro Rosi, giocano ovviamente ai 40 secondi adesso i viareggini, il Forte dei Marmi con Maggi, Ballestero, poi però la stampa sul parastinchi di Danna, e a 1:24 regala ancora un possesso al Viareggio. Tanto il tentativo alla lunghissima distanza, poi molto bene Bertozzi con calma rilancia, Maggi ancora assedio rosso-blu. A 66 secondi ci prova ancora Ballestero, ma se il Viareggio riesce a portare in fondo questo possesso arriverebbe a una manciata di secondi dalla fine. Sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, c'è il time out, mancano 56 secondi alla fine, 32 in favore del Viareggio.
dunque ne potrebbe concedere una manciata appena al Forte dei Marmi che è sotto per 4-3. Era riuscito ad accorciare dopo il 4-2 con il rigore di Alessio Ambrosio all'11°, adesso siamo al 24°, perciò 13 minuti di resistenza da parte della difesa bianconera, con un Forte Marmi arrembante che ha impensierito più di una volta il buon Gomez. Dall'altra parte del resto Muglia e compagni lo hanno fatto nei confronti di Bertozzi, e dunque il time out è chiesto da mister Molina, che si prende tutti i secondi che vuole fino all'ultimo. Intanto il Viareggio è in pista con Rosi, Muglia, Raffaelli e Danna, quella che è la formazione iniziale, quella che è la formazione principe del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Dall'altra parte il Forte dei Marmi con Ballestero e Maggi, Cacciaguerra e Giovannelli. La sfera è per il Viareggio, che ha 32 secondi per chiudere l'azione, 50,06 mancano, 50 secondi e 6 centesimi mancano al fine della gara. Muglia se la porta in un angolo, poi cerca di andarsene, sfera che si impenna, la punizione in favore del Viareggio, che adesso cercherà il contatto con il portiere per riprendersi quei 45 secondi che adesso lo porterebbero a fine gara. Invece la sfera è persa. Giovannelli cerca il Forte dei Marmi, il quinto uomo, dunque dentro Bicicchi per Giovannelli. È sempre una mossa della disperazione, perché in caso di errore si paga carissimo. Poi è Maggi che va a contrastare, Maggi ancora al centro e Bicicchi, eccolo là, 11 secondi dalla fine, la riacciuffa col quinto uomo di movimento, Bicicchi. Eccolo qua, è lui l'eroe di serata fino a questo momento. Bicicchi fa 4-4 al 24,39, scusate, 24,49. E adesso ovviamente bisogna fare attenzione al tiro, perché il Viareggio ci proverà subito. Eccolo lì, è Raffaelli che rivolta tutto. L'avevo detto che bisognava fare attenzione, non l'abbiamo fatta, e dopo una sputo di secondo Raffaelli ribalta tutto e regala 5 secondi dalla fine il 3 punti. Adesso subito fuori il portiere, è proprio fuori dal palazzetto, imbufalito Bertozzi. La sfera è per Bicicchi, per Giovannelli che fa la conclusione, niente da fare, si chiude qui, grandissima, i 3 punti li prende il Viareggio. La prova dei ragazzi rossoblu è stata una prova immensa, veramente. Apre Muglia, c'è il pari di Ambrosio, poi avanti il naso rossoblu con Bicicchi. Nel secondo tempo i primi 5 minuti sono tutti di marca bianconera, con Muglia che fa il 2-2, Danna il 3-2 e Rosi il 4-2. Torna con la testa alla pista il Forte dei Marmi per il 3-4 di Ambrosio, il 4-4 di Bicicchi a 11 secondi alla fine. Palla al centro, battuta Raffaelli, implacabile. Ci spiega perché il Viareggio allo stato attuale è primo in classifica per quanto riguarda il girone. E che dire, ragazzi, ce l'hanno messa tutta, sono arrivati fino in fondo. A mio avviso, per le occasioni costruite avrebbero meritato quantomeno il pari, se non oltre. Questo però è l'esito della pista. Sono spietati i ragazzi di mister Biancucci e anche stasera dimostrano di essere i più forti di questo girone.
Da parte di Fabrizio Ercolini, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, un grazie all'amico Simone Polacci per la regia e un grazie a tutti voi che avete avuto la voglia, la pazienza di ascoltarci. A risentirci alla prossima.